Assemblea dei lavoratori precari del comune di Agrigento stamani presso l'aula consiliare, tenuta dai rappresentanti dei maggiori sindacati confederali e autonomi. Attendiamo ancora quanto ci hanno già detto un anno fa, ha dichiarato Carlos Bonfanti della CISL. Abbiamo sentito anche il segretario comunale, ma nulla ancora è divenuto alla definizione dell'iter, come invece tanti comuni siciliani hanno già fatto, anche se si trovano in stato di fabbisogno finanziario. Questa, a detta dei sindacalisti, è l'ultima assemblea, non temporeggeremo più, vogliamo certezza, l'ultimatum lanciato è quello che entro lunedì vogliamo avere almeno il documento di fabbisogno. Da lunedì, se non ci saranno risposte concrete, si passerà a un'azione di lotta più dura e incisiva. Siamo ancora una volta riuniti in assemblea, il personale precario dopo diversi mesi ancora attende delle risposte. C'era stato detto già a febbraio che si stava iniziando un percorso per far sì che questo personale si stabilizzasse a tempo indeterminato, così come le leggi tra l'altro permettono. E invece siamo ancora una volta costretti a registrare che tutto è fermo, gli strumenti contabili non sono stati approvati, il piano triennale del fabbisogno del personale dove dovrebbe essere evidenziato il percorso di stabilizzazione di questo personale e l'opportunità del contratto a un tot di ore ancora non è completamente stato portato all'informazione della parte sindacale e ci siamo quindi trovati costretti nuovamente a far sentire la nostra protesta che sarà un passaggio ultimo in maniera così serena, perché la prossima tappa sarà sicuramente una tappa di rottura, perché non siamo più nelle condizioni di poter dare tempo all'amministrazione. La CGIL ha in diversi comuni già aiutato e sostenuto le stabilizzazioni a tempo indeterminato di questo personale e non può in questo comune grande, dove c'è una quota 100 che ha svuotato i servizi, gli uffici e quindi determinato uno svuotamento della funzionalità dei servizi, attendere ancora e lasciare che questo personale sia in bilico e in attesa. Trovare un accordo, intanto ci vuole la piena volontà politica a farlo l'accordo. Ad oggi noi non è che abbiamo letto bene tutta questa gran volontà, di sicuro ci ritroviamo per l'ennesima volta in un'altra assemblea e ve lo dico sin da adesso, questa è l'ultima assemblea che facciamo con il personale, perché da oggi si stabiliranno termine e condizioni della stabilizzazione. Abbiamo invitato il sindaco che ha detto appena possibile scenderà anche lui in assemblea. Abbiamo anche invitato il segretario generale con cui ci siamo raffrontati ultimamente e speriamo che viene. Il fatto che magari non verranno, questa la dice tutta sul futuro, ma di certo che dopo questo ultimatum che diamo significa che dalla prossima volta in poi noi adireremo a uno stato di agitazione. Da quel momento in poi incominceremo le azioni forti a difesa del lavoratore per quello che da anni è un loro diritto avere. Al momento l'amministrazione giustifica questo tipo di comportamento a causa della mancanza di alcuni strumenti finanziari, quindi bilanci e quant'altro. Noi però siamo convinti che bisogna puntare in alto, perché i tempi sono estremamente stretti per arrivare alla stabilizzazione di questi 190 colleghi che ormai rappresentano una parte integrante, sostanziale di un comune e venendo meno un pochino questa forza lavoro saremmo in grandissime difficoltà. Quindi vogliamo accelerare i tempi al massimo, arrivare subito a tirare fuori i bandi per i concorsi che stabiliscono anche dei criteri univoci e non discriminanti rispetto a quello che noi pensiamo si debba realizzare. Quindi presseremo tantissimo i vari uffici affinché questi strumenti vengano fuori al più presto. I tempi sono stretti, noi come sigla siamo convinti che bisogna puntare al massimo delle ore possibili, senza peraltro portare avanti, come dicevo, dei fattori discriminanti anche rispetto al personale stabilizzato precedentemente. Quindi noi siamo affinché ci sia parità contrattuale e affinché si realizzi il massimo possibile rispetto a tutto quello che effettivamente già è stato realizzato negli altri comuni. Siamo altresì convinti che i tempi sono estremamente stretti, perché entro dicembre noi dovremmo portare avanti tutta una serie di incombenze secondo quelle che sono state le direttive regionali, anche dell'ultima circolare regionale del dicembre ultimo scorso. Mi pare che la volontà c'è e la volontà deve essere soprattutto del riassetto economico che sta già avvenendo, speriamo con successo. Bisogna che ci sia
estrema sinergia sul problema da parte di tutte le sigle sindacali affinché si arrivi a centrare definitivamente il problema che, ripetiamo, è un problema che si trascina da 30 anni ormai rispetto alle prime annualità che si sono inserite negli anni 89 e 90.